Purtroppo se ci sono delle mele marce, queste possono essere in qualsiasi paniere, quindi anche tra le forze dell'ordine. Mele marce intercettate dagli stessi colleghi carabinieri che sabato hanno arrestato e posto ai domiciliari un brigadiere di 57 anni in servizio alla compagnia di Castelfranco Veneto con un'accusa molto pesante. E di aver a questa persona sollecitato delle dazioni di denaro in cambio di di non portare a termine un controllo, di evitare di fare un controllo. Queste sono le ipotesi, adesso vedremo però. Le indagini sono ancora in corso, quindi non vorrei aggiungere di più. Un carabiniere arrestato, un altro denunciato, 2 militari la cui posizione è ancora al vaglio, vittime commercianti cinesi della Castellana che si ritrovavano a pagare una sorta di pizzo fino a 800 euro per evitare sanzioni. Una ventina gli episodi contestati, ma non è escluso che lo stesso modus operandi venisse utilizzato nei confronti di automobilisti a rischio multa, sempre cinesi. Un impianto accusatorio solido, secondo il procuratore Dalla Costa. Crediamo di avere degli elementi validi nei confronti della persona, che ovviamente dovrà essere sentita adesso dal giudice che ha emesso la misura. Noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che riteniamo di avere le carte in regola per poter chiedere quello che abbiamo chiesto e ottenuto dal giudice. Forte sull'opinione pubblica l'impressione di fronte a episodi di questo genere che vedono finire sotto inchiesta gli stessi che dovrebbero far rispettare le regole. L'impatto è sempre particolarmente, è negativo anche per noi che lavoriamo con le forze dell'ordine. Le istituzioni peraltro restano, salde, infatti con noi hanno collaborato i carabinieri, cioè la stessa arma alla quale appartiene la persona indagata. Quindi non c'è motivo di preoccuparsi dello stato di salute, della polizia giudiziaria e dei carabinieri nella specie.